Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, buongiorno, ben ritrovati, io sono Maria, pronta ad accompagnarvi anche oggi con tutte le novità. Intanto oggi, giornata di metà mese, quindi si fa il giro di boa e si parte per questa seconda metà di novembre. Oggi andiamo a segnare proprio la metà esatta e quindi siamo pronti ad andare un po' a capire come andrà questa giornata, come si svolgeranno le cose oggi. Partiamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, eccoci da voi. Qualunque cosa abbiate in mente di fare in questo martedì, concluderete la giornata con successo, soddisfatti di voi stessi e delle vostre performance. Solo su un fronte prenderete un po' di cantonate, ma ci sta. Gli acquisti, in questo caso, fatti senza testa, infatti risultano da subito sbagliati, quindi cercate di concentrarvi in quel momento. Toro, invece in casa vostra c'è aria di tempesta con la luna che quadra Urano nel segno. Salvifico l'intervento di Giove, per fortuna c'è lui nei panni di un amico che stempera gli animi, c'è sempre quella persona che deve accorrere in soccorso, ecco, arriverà proprio da voi. Con il partner, dopo esservi tanto beccati, vi ritroverete abbracciati a scambiarvi coccole ed effusioni, così la giornata si concluderà con grande calore. Gemelli, da voi la vita sociale si fa movimentata e la luna chiacchierona che vi mette un po' in agitazione, ecco, ma in modo positivo. Peccato accada però solo in rete, strumento che sicuramente facilita il dialogo ma non il flirt, quindi sono cose a distanza, ecco. Quanti messaggi poi avete non letti, quelli non segnati? Con la chat così piena dopo un po' vi stancate di digitare risposte, quindi cercate di essere un po' più aggiornati. Cancro, buone notizie, da una bella amicizia sta per nascere qualcosa di più. Siete pronti voi? Ma tranquilli, senza fretta, vi godete il momento pregustandolo come una torta in cottura nel forno e fate davvero bene. Stipendio dilapidato tra acquisti per gli altri ma anche un po' per voi stessi. Se la posta in gioco è l'amore, anche in prima persona ne vale veramente la pena. Leone, chiacchiere e scambi con i vicini di banco, di casa, di lavoro, insomma oggi chiacchierate veramente con tutti. Con Urano esagerato in quadratura per voi e per i vostri cari pretendete il meglio, lo volete subito. Anche gli studenti si fanno onore, come dicevamo, esprimendo con sintetica chiarezza i punti chiave dell'argomento. Andate subito all'obiettivo, bravi. Solita routine per i nostri amici nati sotto la Vergine, non vi appaga, voi volete sempre di più. A suggerirvelo poi è Urano che vi bisbiglia là nell'orecchio, evocando paesi lontani, culture, tradizioni diverse e affascinanti. Un bel viaggio è proprio quello che ci vuole. Mercurio e Plutone invece placano dubbi e chiariscono le vostre posizioni rispetto al rapporto con il partner, che al momento attraversa un po' di alti e bassi. Bilancia, voi partite tranquilli oggi con l'appoggio della luna amica. Negli amici avete la massima fiducia, con loro vi confidate, esternate i vostri dubbi e chiedete consigli e vi fidate pure. Alla grande gli affari e le compravendite, in più gestiti con diplomazia e dialettica, andate subito in porto. Scorpione, aria di tempesta, vento di rottura con un socio in questo martedì. Se pone condizioni inaccettabili o si atteggia a dittatore, gli date il bye bye senza rimpianti. Oggi siete decisi e anche sicuri. In amore non siete affatto sprovveduti invece, lo sappiamo bene, ma non avete fatto i conti con l'imponderabile. Al cuor non si comanda, tenetelo a mente. Sagittario, eccoci, la difficoltà a trovare un'occupazione sotto casa per molti distruttiva, per voi invece è un bonus, vedete sempre il lato positivo, finalmente avete la scusa per cambiare aria. Occhio però a non guardare troppo lontano anche in amore, magari la vostra mezza mela è proprio davanti a voi e ve la state un po' perdendo. Capricorno, aprendo il cuore e la mente, se lo fate fin da subito potreste finalmente trovare una soluzione alternativa ad un piccolo problema con incredibile vantaggio di tutti, quindi non fare contenti solamente voi ma anche gli altri. È probabile che alcune circostanze inattese invece vi costringano a gestire diversamente i vostri programmi, cercate di adattarvi, clima di adattamento. Acquario, l'intenzione oggi è quella di mollare in anticipo tutto quello che state facendo, in particolare alcune incombenze di lavoro per presenziare una conferenza o a un evento di vostro interesse. Partecipazione attiva alla vita sociale, avete bisogno di questo. Obiettivo, far conoscenze che potrebbero esservi utili nel prossimo futuro. Voi guardate già avanti. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Fortuna in affari all'estero, così anche negli investimenti. Se dovete fare una puntatina al gioco, ogni tanto ve lo concediamo, provateci, ma senza aspettarvi vincite milionarie, ma già quello che succede vi basta. Mercurio in trigono vi fa viaggiare in più nel senso mentale che fisico in questo caso. Attraverso le tematiche dell'attualità voi vi fate guidare dalla mente. È tutto quindi anche per oggi, in quanto novità l'oroscopo insieme a me Maria ritorna domani, vi aspetto. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0